Certo che siamo arrabbiati, amareggiati e anche ci siamo sentiti per troppo tempo abbandonati su questo problema. La reazione dei genitori no FAS della zona rossa non accoglie con particolare entusiasmo la decisione del presidente della regione Luca Zaia di abbassare i limiti dei FAS nell'acqua. 30 nanogrammi per litro di PFOS, 40 nanogrammi per il PFOA, i composti cosiddetti a catena lunga, e 300 nanogrammi complessivi per gli altri PFAS a catena corta. Un provvedimento che la Regione Veneto ha preso autonomamente a seguito del reiterato silenzio del governo, ma che viene comunque giudicato tardivo. È dal 2013 che sappiamo della presenza di queste sostanze, ci sono gruppi come il coordinamento no FAS, i medici ISDE che avevano, soprattutto il dottor Cordiano e il dottor Fazio, che avevano detto della pericolosità di queste sostanze, nessuno le ha ascoltato. Bene, non importa, adesso si stanno muovendo. Un provvedimento non solo tardivo ma anche insufficiente. Noi auspicavamo una presenza intorno allo zero, per noi voleva dire dal 9,9 fino ad arrivare in ritroso allo zero, perché ricordiamolo che noi ce le abbiamo già nel sangue, abbiamo concentrazioni anche di 500 nanogrammi nel sangue, dunque capite che sono veramente bioaccumuli che continuando a bere quest'acqua e anche mangiando i prodotti della nostra terra. Stasera un incontro dei comitati a Cologna Veneta definirà le prossime linee di azione. Per ora ci si accontenta, forse. Il detto popolare, piuttosto di niente, meglio piuttosto, ma questa non è assolutamente una soluzione. Noi vogliamo l'acqua a zero.